13 anni soltanto, avrebbe dovuto sostenere l'esame di Stato orale di terza media poche ore più tardi, invece tutti i suoi sogni, desideri e progetti sono piombati nel buio più nero, la parola fine scritta nel gesto estremo, scoperto dalla mamma nella loro casa nel veneziano. Una tragedia immensa nella complessità della sofferenza adolescenziale, nessun biglietto lasciato al momento trovato dalla famiglia, nessun avvertimento intercettato dagli amici, anche del calcetto, che frequentava per 2 volte alla settimana. E questo è una testimonianza chiara di come l'età dei suicidi si stia abbassando in modo significativo, noi lo stiamo vedendo con i dati nazionali. E ahimè più bassa è quell'età, più la scelta è esplosiva, irrazionale e non controllabile, e quindi è difficile anche individuare fattori standardizzabili simili per tutti. Il ragazzino, studente modello, aveva subito degli episodi di bullismo a scuola che sembravano essere stati superati, ma le conseguenze psicologiche possono comunque rimanere nel tempo, avverte lo psicoterapeuta. Purtroppo le atti di bullismo tendono a creare dentro alle menti di questi ragazzi forme di persecuzione, e quindi queste forme di persecuzione creano frustrazione e depressione, e in alcuni rari casi anche autolesionismo fino alle forme maniacali suicidarie. Se le cause noi le troviamo all'esterno della persona, a quel punto, permettetemi, non possiamo più parlare di suicidio ma di omicidio indotto. Il messaggio del dottor Casteller ai ragazzi che stanno vivendo un momento di sofferenza. Molti soffrono, è quando si soffre senza senso che si crea un vuoto, e in quel vuoto qualsiasi cosa può insinuarsi e riempirsi. Infine, il suo accorato appello ai genitori del tredicenne. Dico subito ai genitori di questo ragazzo: non percorrete la strada della colpa, non avete colpa sulle azioni di vostro figlio. Questa è una cosa che io posso dire con certezza perché seguo molti casi clinici. La prima cosa che fanno i genitori è quello di chiedersi dove hanno sbagliato. Non c'è un errore da parte della famiglia del genitore, purtroppo sono azioni il più delle volte, soprattutto in tenera età, imprevedibili.